Insulti, minacce, tensione altissima stamane in aula quando la senatrice trevigiana Paola De Pin, eletta tra le fila dei grillini, poi passata al gruppo misto, annuncia la sua fiducia al governo. Voce rotta dall'emozione e mani tremanti, la senatrice di Fontanelle accusa gli ex colleghi del Movimento 5 Stelle. Sono entrata in Parlamento con la speranza di dare un piccolo aiuto alle persone più deboli e al Paese, alle genti della mia terra, veneta, non certo per salire sui tetti del Montecitorio e insultare i colleghi dissenzienti. Soprattutto non sono entrata in Parlamento per tenere un sacco sospeso all'uomo che ha guidato il Paese verso una drammatica decadenza e ora lo tiene sospeso sui suoi personali problemi giudiziari, con la politica del tanto peggio tanto meglio, con la demagogia, con le repressioni del dissenso si possono prendere dei voti alle elezioni, ma non si realizza nessun cambiamento. Anche questo è uno degli amari insegnamenti di questi ultimi 6 mesi. Sarà compito delle forze democratiche fare tesoro per potersi proporre in futuro alla guida del Paese. Mi scusi, grazie. Le telecamere cambiano inquadratura ma si odono le urla e gli insulti, venduta il più morbido all'indirizzo della senatrice. Alcuni senatori grillini avrebbero cercato di raggiungerla sui banchi del gruppo misto ma sarebbero stati fermati dai commessi dell'aula. Feroci gli attacchi da parte dei grillini anche sui social network. Quello della senatrice trevigiana è forse l'episodio più evidente dell'altissima tensione dell'aula, tanto che il premier Letta le ha espresso ringraziamento e vicinanza in apertura del suo intervento di replica. Il modo col quale ha parlato dimostra che cosa vuol dire il travaglio, la difficoltà, le scelte complesse. E io penso, lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che il rispetto per la libertà della persona è la base della democrazia sostanziale. Non ne posso più di lezione di morale da parte di chi minaccia perché uno ha cambiato idea.